Eder. Mech. Pallister. Liliana aveva mai parlato di Claudio con qualcuno? Lili non aveva parlato esplicitamente della relazione, però a una festa ha parlato con una persona dicendo io non posso curare il mio amore perché è sposato. Questo succedeva nel 2014. Ma comunque Sebastiano a me nei primi giorni mi ha detto che Liliana il venerdì, perché lui da me è venuto il 17, il venerdì doveva andare da questo signore a stirargli le camicie. Quindi secondo questa versione lui lo sapeva. E poi c'è un'altra cosa, lui sempre il 17 mi dice che è tornato a casa alle 10:30 e che ha trovato la luce accesa e poi ha preso la bici per andare in città e poi è rientrato nuovamente intorno all'una, l'1:30. Ecco, Quindi scusami. non so se combaciano gli orari del Che suo alibi. sospetti? C'era Sebastiano in casa quella mattina a rifiutare la famosa telefonata di Claudio Sterpin? E chi lo sa, ce lo dovrebbe dire lui. Scusate, era casa sua, ma lui l'ha detto anche all'albergatrice allo stesso orario e io l'ho detto in questura, perché quando lui ha cominciato ad andare nelle televisioni e non combaciava gli orari che diceva in televisione con quelli che aveva detto a me, io mi sono chiesta cosa devo fare, sto zitta o vado a riferire? E io il 28, 29, adesso non mi ricordo la data, comunque è giù in questura, sono andata a raccontare, a firmare, a sottoscrivere quello che ha fatto lui a casa mia, quello che lui ha detto a casa mia, come ha detto che Liliana ha buttato l'immondizia, come ha detto che ha chiuso la porta normale, perché io gli ho fatto questa domanda, ma come hai trovato la porta, come era chiusa, se solo tirata con la chiave o con la sbarra che avevano loro. No, lui ha risposto normale. Poi gli ho chiesto, Silvia. ma scusa, cosa pensi che sia successo? Qualcuno dice magari Liliana ha dato le sue chiavi a Claudio Sterpin, forse voleva che Claudio Sterpin andasse a convivere con Sebastiano. È plausibile? No, assolutamente. Non avrebbe avuto senso che Liliana desse le sue chiavi a Claudio, casomai il contrario, secondo me. Per quale motivo avrebbe dovuto dare le sue chiavi a Claudio? Il contrario, sì, ma non avrebbe comunque senso perché Claudio sapeva quando doveva arrivare, perché lei lo chiamava anche dall'autobus, quindi non aveva bisogno delle chiavi di Claudio, Liliana. Quello che so è che forse conservava le chiavi della casa della mamma a cui lei era affezionata e che lei avrebbe voluto comprare, ma Sebastiano la voleva anche a nome suo e lei non ha accettato. Può essere solo Sebastiano a rifiutare la chiamata di Claudio Sterpino alle 10:56 del 14 dicembre, del resto a te sembra abbia detto che lui era a casa in quell'orario. Ma se lui dice a me e dice anche all'albergatrice, sono tornato a casa tra le 10 e le 10:30, ho trovato la luce accesa, l'immondizia dell'umido non c'era. E chi può essere entrato in quella casa altrimenti? Scusatemi, lui si è fatto cambiare la serratura dopo mesi e dalla polizia. Ma se tu hai il sospetto che qualcuno è entrato in casa, cambi subito la serratura e ti fai aiutare dalla polizia. A chi l'ha visto Nicodemo ha annunciato una clamorosa scoperta, ovvero che Sebastiano alle 10:56 potrebbe essere a casa perché attiva la segreteria. Ancora una volta, in realtà, la clamorosa scoperta non è di Nicodemo Gentile, ma è la mia. Vi ripropongo questo video che ho pubblicato il 23 febbraio e lo trovate ancora, dove già annunciavo questa cosa. Come sempre, ogni volta che si fanno le scoperte non si cita mai da dove vengono. C'è un altro dettaglio che non torna nella mattina del 14 dicembre 2021 di Sebastiano Visintin. Sappiamo che alcune chiamate di Claudio Sterpin al telefono di Liliana si infrangono sulla segreteria, ma ce ne sono altre che invece si spengono senza alcuna risposta. Come mai quindi in seguito ad alcune chiamate di Claudio non si attiva la segreteria mentre per altre sì? Semplice, la segreteria sarebbe stata attivata manualmente da qualcuno. Abbiamo posto il quesito ad un tecnico della Wind3 che ci riferisce quanto segue. Digita il suo numero di telefono preceduto dal 32. Quello che vedi tu preceduto dal 32 significa che lei sta ricevendo in ingresso una telefonata e risponde alla segreteria telefonica. E questo è quello delle 10:56.
e 50 secondi. Però se tu guardi il tabulato, alle 10:56 e 46 secondi, Sterpin chiama e in quel frangente la segreteria telefonica non entra in funzione, perché troverai scritto accanto alla chiamata di Sterpin un CSR, che significa chiamata senza risposta. La segreteria viene attivata successivamente dopo, praticamente alle 10:56 e 50 secondi. C'è la chiamata di Sterpin alle 10:56 e 46 secondi. Dopo tu trovi alle 10:56 e 50 secondi il famoso 32 con il numero di Liliana. Poi c'è Sterpin che manda l'SMS e quindi trovi Sterpin che manda l'SMS e il telefono di Liliana che lo riceve. Poi successivamente, se tu guardi, anche alle 11:59 entra in funzione la segreteria, hai capito? Per cui riceve con tutta probabilità potrebbe essere questa la chiamata di Sterpin, e questo è il famoso messaggio che Claudio dice di aver lasciato in segreteria telefonica. La segreteria poi nel pomeriggio dalle 2 in poi viene disattivata, perché se tu guardi questo tabulato che ti ho mandato troverai le chiamate di Sterpin, che sono delle chiamate senza risposta, ok? Alle 15:28, quella famosa cosa che pensavamo che Liliana chiamasse se stessa, non è così, perché questi numeri di telefono che hanno, con tutti questi 7, questi 8, sono incredibili. Voglio dire, qui è Visentin che chiama il telefono della moglie con tutta probabilità per appurare se si era ricordato di inserire la segreteria o se l'aveva disinserita. Questo è un controllo che fa alle 15:28. 59 arriva la chiamata del fratello di Sergio Resinovic e lui risponde, per cui voglio dire la segreteria non era inserita in questo caso. Poi lui farà tutta una serie di telefonate, quindi fa tutta una serie di telefonate e poi intorno alle 18 chiama il 4200, che è il numero per ascoltare i messaggi in segreteria telefonica. La reinserisce perché alle 20:39 riceve una telefonata e risponde alla segreteria. Tra le altre cose poi mi sembra che intorno alle 21 e qualcosa chiama anche Sergio e addirittura non entra in funzione la segreteria, cioè lui proprio non risponde, quindi c'è chiamata senza risposta e non entra in funzione la segreteria. Dopodiché la reinserisce. Io non so, ha smanettato su quel telefono da far paura. Questo potrebbe significare che quando Sebastiano inizia a ricevere delle chiamate per non essere infastidito e per non far ricevere più altre telefonate al telefono di Liliana, cosa inconcepibile visto che lei è scomparsa, attiva la deviazione di chiamata. Questo però significherebbe anche che Sebastiano a quell'ora della mattina ha la disponibilità del telefono di Liliana, quindi o è in casa o è con sé il telefono. La sera del 14, prima di andare in questura ritenendo forse la deviazione di chiamata non più sufficiente a garantirgli l'immunità da eventuali altre chiamate, blocca direttamente il numero di Sterpin.